Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di Telefriuli. Quinto giorno di incendi in Friuli Venezia Giulia. In Valresia è stato aperto il bypass che consente di unire nuovamente la vallata. Primo bilancio nel frattempo parla di 900 ettari devastati, soprattutto nella zona del Carso. Sentiamo il primo servizio. Quinta giornata di incendi in Friuli Venezia Giulia e quinta giornata di incubo che sembra non avere fine. 900 gli ettari mangiati finora dal fuoco. Continuano da parte del Corpo Forestale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile le operazioni di contenimento e controllo dei piccoli focolai che riaffiorano, come sul Carso e a Medeazza, dove operano 2 elicotteri che intervengono temporaneamente anche in Slovenia, dove la situazione attualmente viene definita più critica rispetto al versante italiano. Paura nella mattinata anche a Pontebba, dove a causa di un fulmine un incendio ha devastato in poche ore un bosco di 3.000 metri quadri. Solo l'intervento dei Vigili del Fuoco e di un elicottero della Protezione Civile ha consentito di circoscrivere il focolaio prima che si diffondesse ulteriormente. Questa invece è la strada provinciale 42, ancora interrotta al traffico, che divide a causa dell'incendio Resia da Resiutta. I segni dell'incendio sono visibili a lato della strada. Oggi il sopralluogo del vicegovernatore Riccardi. Il fuoco si presenta ancora consistente, però lo sforzo che stanno facendo i 2 Canadair, i 2 elicotteri della Protezione Civile stanno contenendo nelle migliori condizioni possibili quelle che è l'espandersi del fuoco. Nel pomeriggio di oggi è stato ultimato e reso agibile il bypass di 1,5 km nell'alveo del Rio Resia. Questo ha già consentito nel pomeriggio di far uscire dalla vallata diverse persone per esigenze urgenti. Oggi abbiamo reso sostanzialmente agibile la strada alternativa, che però potrà essere utilizzata soltanto secondo le disposizioni del Comune, e noi riteniamo ancora in sicurezza, scortata soltanto in alcune fasce della giornata. Andiamo nel Carso, dove permane la situazione di emergenza. Alberto Comisso ha intervistato per noi il funzionario dei Vigili del Fuoco di Gorizia impegnati nel versante anche sloveno. Lottiamo insieme, dice, per evitare che la devastazione avanzi. Servizio. Il Carso continua a bruciare ormai da martedì, prosegue ininterrottamente il lavoro delle forze sul campo, i vigili del fuoco che sono arrivati dai distaccamenti non soltanto del Goriziano ma da tutto il Friuli Venezia Giulia. Da martedì, dal mezzogiorno di fuoco, sono ogni giorno 80-100 operatori dei vigili del fuoco supportati dalla Protezione Civile, dal Corpo Forestale e dai tecnici dell'antincendio boschivo. Il Carso, come si diceva, continua a bruciare. Qua siamo in una frazione di Doberdò del Lago, a Iamiano. Alcune famiglie hanno potuto rientrare nelle proprie abitazioni, ma per esempio alcune zone sempre del comune, Sablici, Comari e Devetacchi, restano isolate. Si sta facendo di tutto per riportare la situazione alla tranquillità, ma non sarà facile. Si stima che tra il Carso sloveno e quello italiano sia ormai andato in fumo 4.000 ettari di vegetazioni, cifre spropositate, impossibili. La parte che desta preoccupazione è l'area di Cuparupa in questa giornata. Stanno operando il nostro elicottero, il Drago 71, e l'elicottero dell'aeronautica, insieme ovviamente agli elicotteri della Protezione Civile regionale. Presidiamo costantemente il tratto che va da San Giovanni fino a Gabria, Rupa. Speriamo che finisca presto. Il problema è stato le temperature alte, sono state quindi per noi fisicamente quanto impegnativo. La presenza di ordigni sul territorio lo conoscete tutti meglio di me, per cui dobbiamo stare costantemente attenti. Iamiano, frazione di Doberdò del Lago, un paese fantasma. In questi giorni solo una persona è rimasta nell'abitato, di giorno in casa, la notte in hotel. Racconta questa donna la sua avventura. Vivo, dice, con l'incubo che tutto qua venga inghiottito dal fuoco. Sentiamola. Signora, voi siete praticamente gli ultimi o quasi gli ultimi a essere rimasti qui a Iamiano. Diciamo che non è piacevole, è quest'ansia, questa paura che si possa vedere il fuoco proprio vicino a casa, anche se a 50 metri qui sotto alla montagna si è visto tutto quel fumo. Ci siamo agitati e ci siamo messi molto paura. La sera andiamo a mangiare e andiamo all'hotel che ci hanno dato la Protezione Civile. Siamo venuti soltanto per mangiare, perché poi, avendo i bambini piccoli, la mattina arriviamo qua che è mezzogiorno, ma giusto per fargli avere un poco riprendere le loro abitudini è molto dura, perché poi anche con tutto questo rumore, gli elicotteri che vanno e vengono,
Avete l'elicottero sopra la testa? Sì, perché proprio qua vicino hanno fatto una vasca e quindi è un continuo e anche loro sono preoccupati. Mamma, nonna, c'è l'elicottero e quindi è un continuo correre vicino alla finestra perché poi fuori non si può uscire perché poi c'è questo fumo e quindi le polvere sono nocive. Speriamo che finisce tutto presto. E ora andiamo a sentire il sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisinte, che questa mattina ha emanato una nuova ordinanza in cui consiglia ai soggetti fragili di restare a casa. L'aria infatti resta quasi irrespirabile a causa degli incendi. Sentiamola. Il livello dei PM10 a Monfalcone è elevato, diciamo che sfiora il valore di 100 quando noi sappiamo bene che dovrebbe attestarsi sotto i 50 come limite massimo. Questa notte e questa mattina era andata molto bene, eravamo a livelli molto adeguati, eravamo sul valore del 35, adesso siamo circa a 85. Ringrazio l'ARPA e ringrazio Asugi per il continuo supporto. Noi questa mattina alle 8 abbiamo fatto il briefing, diciamo, che da martedì facciamo ogni giorno, di centro operativo comunale, e abbiamo condiviso la modifica dell'ordinanza che prevede appunto l'obbligo di indossare la mascherina a percezione di odor di bruciato, di fumo, eccetera, e tra l'altro anche magari suggerirei di verificare direttamente sul sito dell'ARPA, che è aggiornato costantemente, se ci sono appunto delle novità, e quindi anche così ci dà la possibilità, la lettura del dato, di essere molto conseguenti rispetto ai comportamenti. Vale la pena anche di dire che per quanto riguarda la viabilità è tutto regolare e noi cerchiamo di dare degli aggiornamenti costanti anche perché la situazione è fluida. A fronte degli incendi, Legambiente ritiene che si debba attivare concrete azioni di prevenzione per curare i boschi e le boscaglie, da integrare a partire da una pianificazione delle azioni in capo alla Regione. La Regione stessa, sottolinea Legambiente, è oggi priva di un piano di lotta agli incendi boschivi. Da anni, sottolinea ancora l'Associazione degli Ambientalisti, si è smesso di fare prevenzione lasciando accumulare materiale vegetale che alla fine si rivela una potente fonte di combustibile. La resilienza al fenomeno incendi passa anche da un rafforzamento ulteriore delle modalità di organizzazione e utilizzo dei volontari, quale asse strategico prezioso e indispensabile nella lotta agli incendi boschivi, sottolinea ancora e conclude Legambiente. Voltiamo pagina al bollettino sanitario. Sono 1783 i nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore su un totale di 8.753 tamponi eseguiti, 281 le persone ricoverate nei reparti Covid, 6 in terapia intensiva e 3 i decessi, 1 a Udine e 2 a Pordenone. La cronaca, suo figlio è stato coinvolto in un incidente e ha bisogno di soldi per non finire in carcere. Queste erano le parole che sembrano di aiuto, in verità era una truffa orchestrata ai danni di 4 persone anziane che fortunatamente non sono cadute nel tranello. I casi sono stati segnalati alla polizia di Udine. Servizio. Truffe sventate dalla lucidità di 4 anziane che hanno saputo come comportarsi nei confronti di chi al telefono stava facendo credere che i figli coinvolti in incidenti stradali avevano urgente bisogno di denaro. Gli episodi si sono verificati a Udine e sono stati tutti denunciati alla questura. Nel primo caso una donna di 88 anni è stata contattata sul telefono di rete fissa da una voce femminile che si presentava come la figlia in ospedale in gravi condizioni e che per far fronte alle cure del caso necessitava di un'urgente somma di denaro. L'anziana ha quindi chiesto lucidamente che cosa le fosse successo e il suo numero di cellulare, inducendo così la malvivente a riattaccare. Subito dopo la donna ha contattato la vera figlia, che l'ha rassicurata sulle sue buone condizioni di salute. Poco dopo una novantenne è stata contattata sul telefono di rete fissa, sempre da una donna che le riferiva che il figlio aveva causato un grave incidente e la morte di un'altra persona e che quindi necessitava di molto denaro per evitare il carcere. La nonnina ha risposto di non avere figli, ma solo un nipote. La sala operativa della questura di Udine ha ricevuto poi segnalazione di altri 2 tentativi simili. Anche in questi casi una voce femminile chiedeva 14.500 euro in un caso, 10.000 nell'altro, per far evitare il carcere ad una nipote che aveva causato un sinistro mortale. Le potenziali vittime hanno però riattaccato. Voltiamo pagina. A Cividale inaugurato Mittelfest, tema quest'anno imprevisti. Servizio.
Siamo partiti benissimo, tanta gente, tanto pubblico, questo ci fa felice e Cividale è bellissima, quindi Mittelfest come sempre si rinnova e con questo titolo poi in questo momento particolarissimo della nostra storia attuale è veramente indovinato. Il tempo di oggi ci racconta di una nuova emergenza, quella degli incendi. C'è stata peraltro anche una vittima che nell'ambito di Mittelfest è stata proprio ricordata. Sì, l'altra sera, giovedì, abbiamo avuto il premio Adelaide Historical, Sor Optimist, e abbiamo ricordato questa signora dei volontari della protezione civile che è venuta a mancare durante la sua attività, quindi a favore di tutti, diciamo di tutti noi, e chiaramente questo è stato un colpo per tutta la comunità di Cividale e per tutti chiaramente. La pandemia non ha fermato Mittelfest, che quest'anno rilancia sempre grande attenzione per il territorio, per il passato, per il presente, con lo sguardo rivolto al futuro. Sono stati molto bravi perché loro non stanno ripartendo, era poco ripartire, ma stanno rilanciando. Mittelfest è ridiventato peculiarità di questo territorio, ha saputo anche mettere insieme due altri ingredienti che sono fondamentali e che sono le due linee della politica culturale della Giunta Fedriga, e cioè le collaborazioni e la capacità di attrarre finanziamenti privati. È stata inaugurata pochi minuti fa l'edizione 2022 del Festival di Maiano. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza del sindaco Elisa De Sabato, del presidente della Pro Maiano Daniele Stefanutti e di varie autorità. Questa sera inizia la serie di concerti con l'esibizione di Marrakesh. Vi ricordiamo che dalle ore 21 la nostra emittente sarà in diretta con Telefriuli Estate condotta da Daniele Paroni. Durante la puntata ci sarà un viaggio all'interno del parco Festeggiamenti e nel dietro le quinte del campo sportivo con il rapper siciliano. Incontro oggi dei corregionali di ritorno dall'estero organizzato dall'associazione EFASCE. Molti giovani scelgono di andarsene via per cercare il successo e la meritocrazia. Sentiamo. Un legame che non avrà mai fine è quello dei corregionali con la propria terra, un legame d'amore e d'orgoglio celebrato oggi nel corso dell'incontro organizzato dall'Ente Friulano per l'Assistenza Sociale e Culturale degli Immigranti di Pordenone dal titolo di Sogni, latitudini e generazioni. Generazioni come quella attuale che ha seguito quella dei nonni o magari ha aperto nuove vie per cercare il successo. I giovani soprattutto vanno all'estero, i migliori, direi tanti dei migliori giovani friulani in questo caso. E perché vanno? Forse perché trovano condizioni di lavoro migliori. Io ne ho sentiti parecchi e la cosa che mi dicono di più, vai là, hai occasione, se sei bravo vai avanti, la meritocrazia ha un valore. Molti corregionali presenti in sala, tornati in Friuli per la prima volta per riabbracciare i propri cari. Quindi abbiamo visto madri, padri con figli che provenienti dall'Inghilterra, dagli Stati Uniti, dall'Argentina, dal Brasile, sono ritornati e ci sono state delle testimonianze veramente forti perché alcuni per la prima volta vedevano le case da cui sono partiti i loro nonni, i loro bisnonni, e lo hanno fatto con una tenerezza e anche con una attenzione, con una commozione che testimonia il legame che la gente anche dopo tanti anni ha con questa straordinaria regione, con i suoi valori e con la sua identità. Chiudiamo con una notizia di sport. In quest'ora è stato operato il difensore brasiliano Rodrigo Beccao, difensore dell'Udinese, operato al naso dopo l'infortunio patito nell'amichevole contro il Bayer Leverkusen. Operazione riuscita, ma probabile che il giocatore brasiliano non possa essere nell'11 titolare neanche in panchina nella gara d'esordio al 13 di agosto contro il Milan. E questa era l'ultima notizia, vi ringrazio per la vostra cortese attenzione e vi auguro buona serata a tutti, arrivederci.